Roberto Boschetto, presidente della Confartigianato di Padova. Padova, una provincia importante della regione Veneto, una di quelle che ha quasi più imprese artigiane rispetto alle altre e dove l'alimentazione è anche un cavallo di battaglia. Avete portato dei prodotti tipici per contribuire a questa iniziativa regionale. Quali sono? Sì, un'iniziativa importantissima dove vede Padova in prima linea. Partiamo dagli antipasti con i famosi spunciotti, detto in dialetto nostro padovano, che sono dei sottoli, dei sottaceti. Passiamo al prosciutto di Montagnana, ai tortelli della corte, al pane fatto con il lievito madre, quindi un pane che ha la possibilità di durare maggiormente. Arriviamo ai dolci, il Gran Dottore, quindi riprendiamo tutto il tema dell'Università di Padova per innaffiare il tutto con un buon merlot e con i fiori d'arancio, un vino dolce dei Colli Euganei. Gli artigiani di Padova sull'alimentazione da tempo lavorano molto, hanno fatto iniziative diverse, i mestieri, poi hanno fatto il logo Gran Dottori. Avete qualche altra iniziativa? Avete fatto manifestazioni importanti sul gelato negli anni, eccetera, quindi siete sempre stati in prima linea e lo siete anche qui. Quali le iniziative prossime? Ma l'iniziativa già qualche mese fa abbiamo riportato nel territorio, rivitalizzato quelli che sono i prodotti locali, ma cercando soprattutto di rivitalizzare quelle che sono le attività e la voglia e il saper fare con i prodotti locali, saper fare dei buoni piatti dove chiunque possa assaporare quelli che sono i nostri i sapori del padovano. E quindi insomma con questo il Confartigianato di Padova si sta impegnando per valorizzare questo.